Scusato, non mai stop. Con il numero 4, il capitano Davide Joseph. Joseph Davide. Per il Padova, con il numero 4, il capitano Davide Joseph. Secondi in area, la spalla in attacco, cambio palla.
Vedere del Padova con il numero 8 Massimo Girardello. Ragazzo del Padova con il numero 8 Massimo Girardello. Con il numero 6 Nicolò Toscano. Vedere il Padova con il numero 6 Nicolò Toscano.
Toscano. Chiamato dal numero 7 di Verona, Ganzi Alberto. Con il numero 6, Nicolò Toscano. Lega del Padova, con il numero 4, il capitano Davide Zese. Paolo Macaccaro.
Joseph. Lega Padova, con il numero 8, Massimo Girardello.
Lega Padova, con il numero 6, Nicolò Toscano. Lega Padova, con il numero 4, il capitano Davide Joseph. Lega Padova, con il numero 8, Massimo Girardello. Con il numero 8, Massimo Girardello. Lega Padova, con il numero 8, Massimo Girardello. Sostituzione gialla, sostituzione veruna.
Difensori in area, l'ultimo difensore ad entrare viene mandato nel penalty box. Per un minuto conferma la prossima meta avversaria.
Ero qui sotto per queste informazioni ai ragazzi. Frazione dei 12 secondi, la squadra in attacco non è riuscita nei 12 secondi regolamentari a passare la linea di attacco.
Esatto, no, quella ora che ha pareggio vuole con Reggio. Uscita stagionale. Sì, ci fermiamo a mangiare una pizza. Poi rientriamo. Ok, ci chiamo quando facciamo. Ciao Lazzaro! Ciao! Annunziati! Sì, esattamente. Scappa, Notare il palo all'uomo con il signore Giuliano. assomiglia là. Ah, tu la sui Sì, a lui. pensavo fosse un va bene. Il prossimo cos'è? Notare il Padova con il numero 4, il capitano Davide Giorgio. Che però devo capire lei esattamente le date. Questo è un auto formato dal Porsche del Verona. Al 27 e il 28. Io solo devo un attimo capire come lo organizzano. Cosa vuole? Ah sì, visto che è il giro 7. Visto che è il giro 7, non pensando che non lavorare, Notare il Verona, il numero 5, il capitano Giuseppe Testa. non vede cosa lui. Notare il Padova con il numero 4, il capitano Davide Giuseppe. Notare il Verona con il numero 7, Alberto Ganzi. Notare il Padova con il numero 4, il capitano Davide Giuseppe. Alla fine del terzo quarto il parziale del secondo, Verona 30, Padova 41.
Meta del Verona con il numero 9 Paolo Macchiacaro. Meta del Padova con il numero 8 Massimo Giulianello. Con il numero 6 Nicolò Toscano. Meta del Padova, numero 8 Massimo Giulianello. Meta Padova, numero 8 Massimo Giulianello. Meta del Verona con il numero 9 Paolo Macchiacaro.
sostituzione entrambe le squadre. Il giocatore del Padova è uscito dalla linea di meta e quindi viene mandato dal penalty box per 1 minuto fino alla prossima meta avversaria. Meta Padova, nel numero 8, Massimo Giardello. Frazione del 12 secondi, la squadra in attacco non è riuscita nei 12 secondi regolamentari a passare la linea di metà campo.
Nota Padova, il numero 8, Massimo Girardello. Nota Padova, il numero 5, Cantano Giuseppe Testa. Ronaldo chiamato dal numero 8, Massimo Girardello del Padova. Nota del Padova, il numero 11. Costrualto chiamato al corso del Verona. Non nota. Il giocatore è uscito dalla linea prima di entrare in possesso della palla. Il gioco è blu. Nota Padova con il numero 11, Franklin Stefano. Inizia così la seconda partita del campionato italiano dell'Ultra Rugby 2022.